Ciao, sono Gloria De Mori, sono assegnista presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. Sono Valeria Mattaloni, assegnista di ricerca, già dottoressa di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine e cultrice della materia in filologia e letteratura latina medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici e per il Patrimonio Culturale. Ciao, mi chiamo Francesco e sono assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. La notizia della vincita del bando Leonardo da Vinci è stata, con questo lavoro sulla resistenza alla sciarca, è stata sicuramente inaspettata, ma ne sono molto contenta. È un riconoscimento importante che gratifica me a livello personale perché mi ho visto coinvolta durante la tesi magistrale e durante i 3 anni di dottorato. Ma è sicuramente un riconoscimento importante anche per tutte le persone con cui ho potuto collaborare e da cui ho potuto imparare. Infatti questo progetto mi ha permesso di lavorare non solo con il mio gruppo di ricerca, che ringrazio perché mi è sempre stato di supporto sia dal punto di vista scientifico che personale, ma mi ha permesso anche di collaborare, imparare, apprendere da altre realtà come IGATEC di Udine e università importanti come Bologna, Milano e Bari. Infatti ci tengo molto a ringraziare tutte le persone con cui ho lavorato e che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato. È stata una grande emozione ricevere la comunicazione del conferimento del premio Leonardo da Vinci, edizione 2020, da parte del Ministero dell'Istruzione, gestito dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che hanno voluto così premiare la mia monografia, Ire Scriptum Gregori ad Augustinum Episcopum, dedicata a una missiva del pontefice Gregorio Magno. La medaglia Leonardo da Vinci rappresenta un prestigioso riconoscimento in ambito accademico di quello che è stato il mio lavoro di ricerca, iniziato come tesi di dottorato e poi culminato nella pubblicazione nella collana dell'edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia per le cure della SISMEL, edizioni del Galluzzo, e grazie alla supervisione scientifica della professoressa Lucia Castaldi. Devo dire che visto il numero di potenziali partecipanti a questo bando, l'esito positivo è stato del tutto inaspettato per me. Il lavoro proposto per il bando Leonardo da Vinci è stato l'articolo scientifico intitolato Resistance to Shark and Apricot, Comparison of Phase Reconstructed Resistant and Susceptible Haplotypes of Lithochromosome 1 and Analysis of Candidate Genes. Questo articolo è stato pubblicato nel dicembre 2019 nella rivista Frontiers in Plant Science e verte sullo studio della resistenza alla sciarca in albicocco. La sciarca è una malattia da quarantena considerata una tra le più incidenti dal punto di vista dell'impatto agronomico ed economico e è causata da un virus, il Mpox virus, che colpisce diverse specie di prunus importanti dal punto di vista commerciale come l'albicocco, il pesco, il susino, il mandorlo e il ciliegio. È chiamata anche vaiolatura d'anello delle grupacee ed essendo una virosi l'unico rimedio previsto è l'eradicazione e la distruzione delle piante infette e l'utilizzo nei nuovi impianti di materiale sano certificato. Per questo motivo la ricerca di fonti di resistenza alla sciarca, lo sviluppo di genotipi resistenti e lo studio dei meccanismi che stanno alla base della resistenza della pianta contro il virus sono tra gli obiettivi più importanti nel settore scientifico e nei programmi di breeding, non solo in Italia ma in tutta Europa, che vengono condotti sulle specie di prunus ospiti di questo virus. Il lavoro che è stato proposto ha avuto proprio come oggetto la caratterizzazione e la descrizione di una regione genomica interessata dalla resistenza in una cultivar di albicocco chiamata Lito
e sono stati proposti i possibili geni candidati coinvolti nel meccanismo di resistenza. Questi risultati, queste informazioni sono importanti poiché l'identificazione dei geni di resistenza in albicocco potrà avere potenzialità applicative, ad esempio l'utilizzo di parentali resistenti nei programmi di breeding tradizionali e di conseguenza la produzione di varietà resistenti che potranno essere diffuse nelle aree infettate dal virus, ma anche l'identificazione dei geni in albicocco potrebbe accelerare anche l'identificazione e l'utilizzo di analoghi geni in altre specie come il pesco, il susino, il ciliegio, dove non sono ancora state identificate delle fonti di resistenza affidabili. Il volume offre la prima edizione critica di un'opera importante dell'Italia del secolo VI, per la quale le pubblicazioni precedenti, pur numerose, non erano approdate alla definizione di un testo critico, a causa della complessità della tradizione manoscritta particolarmente intrecciata e dell'importante numero di testimoni. Oltre 200 sono i codici che tramandano quest'opera. La monografia ricostruisce l'originario prontuario inviato da Papa Gregorio Magno al suo missionario Agostino, poi divenuto vescovo di Canterbury, ma offre anche il testo delle successive 6 redazioni, in parte interpolazioni, che sono state individuate analizzando l'intera tradizione manoscritta. L'epistola riporta gli amorevoli suggerimenti del pontefice per l'evangelizzazione del popolo degli Angli. Agostino, inviato in Inghilterra, scrive preoccupato a Gregorio perché non sa ancora bene come gestire alcuni aspetti della nascente Chiesa inglese e cerca quindi il conforto, il confronto della parola e dell'autorità papali, sottoponendo diversi interrogativi al pontefice. E Gregorio risponde con brevi ma illuminanti consigli, istruzioni affidate appunto a questa lettera fondamentale. L'escussione dell'imponente trasmissione manoscritta rivela che l'operetta venne recepita per tutto il Medioevo come una fondamentale guida per l'attività missionaria ed evangelizzatrice. E in particolari circostanze essa venne anche modificata e adattata in base a esigenze contingenti. Le diverse forme del testo nei secoli sono confluite in raccolte canoniche, penitenziali e decretali e hanno così influenzato la storia della predicazione, del diritto canonico e del pensiero nel Medioevo. La mia edizione ha quindi permesso di aggiungere un tassello importante nel panorama degli studi sul Medioevo e in particolare sulla figura e il pensiero del grande pontefice Gregorio Magno. Il conferimento della medaglia a Leonardo da Vinci giunge quindi con sorpresa e con grande soddisfazione a confermare la bontà e la solidità di questa ricerca e di un percorso di studi avviato e proseguito con l'Università degli Studi di Udine. Doverosi sono quindi i ringraziamenti al Ministero, alla CRUI. Mi sento molto onorata per questo autorevole riconoscimento. Grazie al DIUM, nella figura del professor Andrea Zannini, ai docenti collaboratori tutti, grazie alla SISMEL e grazie in particolare alla professoressa Lucia Castaldi, mia referente scientifica e punto di riferimento per questo e altri progetti di ricerca. Nel mio caso il premio consiste nel finanziamento di un'attività scientifica che deve ancora essere posta in essere e in particolare di un soggiorno di studio di 1 mese presso l'Università di Sarajevo. Ci tengo a raccontare brevemente come mai mi è venuto in mente di presentare la domanda proprio rispetto a Sarajevo. A fine febbraio sono stato in quella città per accompagnare alcuni studenti dell'Università di Udine che svolgevano lì una winter school all'interno di un modulo Jean Monnet finanziato dalla Commissione Europea. La Winter School consisteva nell'incontrare varie autorità, Corte Costituzionale, Nazioni Unite e anche la nostra ambasciata italiana, che cercavano di spiegare la complessa transizione della Bosnia ed Erzegovina e anche le dinamiche relative all'allargamento dell'Unione Europea.
In questi incontri è emersa l'importanza di coltivare le relazioni anche culturali con questo Stato dove la presenza italiana è significativa. Allora, appena tornato, quando ho visto questo bando che metteva tra i paesi in qualche modo segnalati come interessanti la Bosnia ed Erzegovina, ho colto la palla al balzo e ho chiesto alla direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa Elena D'Orlando, di voler presentare la domanda inserendo me come candidato. Allora, che cosa andrò a fare a Sarajevo? Essenzialmente un soggiorno di studio che consiste nel porre in essere attività di ricerca, incontrare studiosi del paese, partecipare anche a attività didattiche, incontri scientifici, per approfondire essenzialmente due ordini di aspetti. Il primo sono i temi legati ai progetti Jean Monnet che il Dipartimento ha vinto partecipando ai bandi della Commissione Europea e sono progetti legati all'allargamento dell'Unione Europea nei Balcani occidentali, ma anche al ruolo della memoria all'interno dell'integrazione europea, memoria che nel caso della Bosnia ed Erzegovina è un tema complesso, conflittivo. E d'altro canto la ricerca consiste anche nell'approfondire l'intervento finanziario e economico dell'Unione Europea all'interno appunto degli stati candidati tramite il sistema dei fondi europei, tema che si collega al mio tema di sempre di fondo di ricerca, che è quello della finanza pubblica comparata e multilivello.